In questi giorni di primavera migliaia di ragazzi italiani erano pronti a incontrare con i viaggi della memoria dell'ANED altre migliaia di ragazzi europei nelle celebrazioni a ricordo del 75° anniversario della liberazione dei campi di sterminio nazisti. Lo avrebbero fatto per ribadire, al fianco degli anziani superstiti di quelle orrende catombe e dei loro familiari, i giuramenti dei deportati appena liberati: lottare per sempre per un mondo solidale di pace e di libertà. A poche settimane da quelle cerimonie un virus ha costretto in casa oltre 1,5 miliardi di persone. Mai nella storia del mondo le frontiere erano state sigillate come ora. In tutti i paesi, forze reazionarie hanno rilanciato tesi fasciste e sovraniste, anteponendo l'egoismo nazionalistico alla solidarietà. Contemporaneamente l'epidemia ha falcidiato le generazioni dei nonni, degli anziani, dei detentori della memoria della guerra, dei bombardamenti, della lotta di liberazione e delle deportazioni. Mentre mezzo mondo è chiuso in casa, si profila una crisi economica mondiale forse senza precedenti. Molti stanno perdendo le proprie certezze e il lavoro. Occorre tornare allo spirito del 1945, chiamare i giovani all'impegno, alla mobilitazione. Così come si sono mobilitati per il clima e contro le mafie, i giovani dovranno battersi tutti insieme per difendere il proprio futuro, per tornare ad abbattere la frontiera e costruire un mondo davvero libero in pace. Evviva la Resistenza! Evviva l'Italia, evviva l'Europa! Yeah. Sorpresa e sgomento ci hanno messo alla prova all'inizio di quest'anno. Avvertiamo ora il pericolo della resa dello spirito se non intravediamo delle prospettive di ripresa qualificanti. Nel Dipartimento di Salute Mentale abbiamo avviato, con ascolto e parole, una comunicazione tra gruppi di persone per fare in modo che ognuna di queste persone possa esprimere a cuore aperto la sua esperienza di questi giorni di emergenza e di resistenza. Le parole che ricorrono ruotano attorno al tema della cura di sé, della cura dell'altro e della cura dell'ambiente in cui viviamo. Ancora parole ci permettono di ricordare una resistenza cosiddetta silente, poco conosciuta, che è la resistenza delle donne. 2 nomi, 2 infermiere friulane uccise alla resiera di San Sabba, Cecilia De Ganuti e Virginia Tonelli. Ancora parole sono quelle che ci ha lasciato Albert Camus, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Coraggio contro gli indifferenti, verità contro la menzogna e solidarietà contro inutili egoismi. Quindi restare umani è sostanzialmente l'impegno che abbiamo in questa resistenza, senza dimenticare la sacralità della morte che abita la memoria di ogni resistenza. Per noi il 25 aprile è ogni giorno, quando usciamo per strada, fieri di essere ciò che siamo, quando scendiamo in piazza a manifestare per il nostro futuro, quando dedichiamo anima e corpo a fare in modo che tutti siano uguali, quando non permettiamo che l'importanza di una data, come la festa della liberazione, sia screditata o peggio, dimenticata. Per noi il 25 aprile è ogni giorno, perché ogni giorno siamo liberi. Ho riletto in questi giorni Hannah Arendt e quel suo bellissimo libro Tra passato e futuro e mi sono chiesta: ma perché mai impariamo così poco da chi prima di noi ha scritto parole importanti prevedendo quello che ci sta succedendo in questi giorni? Io sto cambiando generazione e incomincio ad avere molta fretta. Allora mi piacerebbe che oggi fosse la vigilia del 25 aprile, poniamo 2026, e di poter scrivere queste parole. Ci trovavamo in una crisi epocale, radicale, globale. La prima crisi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla fondazione della nostra Repubblica. Abbiamo rimesso al centro dei beni comuni, li abbiamo fatti diventare i fini della nostra democrazia. Questi beni comuni sono vita, salute, ambiente, welfare, eguaglianza. Li abbiamo consegnati alle generazioni future come un'eredità per una
democrazia solida, che può dialogare e soprattutto proiettarsi nel tempo. Ecco, sarebbe bello. Rileggiamo Hannah Arendt. Ho chiesto al mio studente di terza superiore di indicarmi in una singola parola che cosa rappresenti per lui il 25 aprile. E la parola che lui ha scelto è stata indifferenza. È una parola dura, una parola che mi ha ferito e turbato, però è una parola che mi ha fatto anche riflettere sulla grande opportunità e la grande sfida che ho come insegnante, quella di cercare di rompere il muro della retorica e della ritualità attorno a un evento storico per riuscire a far comprendere alle giovani generazioni come gli eventi lontani di 75 anni fa non rappresentino solamente una data sul calendario delle ricorrenze civili del nostro paese e un'occasione per non andare a scuola, ma che per certi versi il 25 aprile si celebra ogni giorno, si celebra ogni volta che facciamo una scelta in autonomia o liberamente esprimiamo il nostro pensiero, e che anche potersi dire indifferenti al 25 aprile ne rappresenta per certi versi uno dei successi e uno degli esiti positivi, quello del trionfo della libertà di pensiero sul pensiero unico, il trionfo del pluralismo e della democrazia sulla dittatura che per definizione non consente margini di autonomia né nel pensiero né nell'azione. Questo 25 aprile che passeremo tutti barricati in casa mi ha fatto venire in mente uno spettacolo di Beatrice Baruffini che si intitola W prova di resistenza. Nello spettacolo si fa un'analogia tra la prova di resistenza dei mattoni forati e le barricate antifasciste di Parma del 1922. Nello spettacolo si dice così: la prova di resistenza è una prova caratteristica del mattone forato e viene fatta applicando un carico di peso sempre maggiore su tutti e tre i lati del mattone fino a raggiungere il carico di rottura e stabilire quindi il grado di resistenza del mattone forato. W è il grido di vittoria di chi supera la prova senza morire. In questo senso anche le barricate di Parma del 22 sono state una prova di resistenza, un momento in cui tutta la città si è riunita per fronteggiare un nemico comune. In quel momento uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambini, cittadini e cittadine si sono uniti e ognuno a suo modo ha cercato di partecipare a questa azione collettiva di resistenza, che è un po' quello che stiamo fronteggiando noi oggi. Anche se ognuno rimane barricato a casa sua, siamo parte di un'azione collettiva, di resistenza, e il mio augurio è che quando usciremo vittoriosi da questa prova di resistenza sapremo ricostruire la nostra vita collettiva in base a quei valori che sono riusciti a tenerci vicini nonostante l'isolamento e il distanziamento fisico. Quindi buon 25 aprile e viva la resistenza! Le donne italiane hanno conquistato la parità dei diritti dopo aver combattuto anche in armi per la liberazione del paese. E allora, il 25 aprile 2020, penso a tutte quelle che oggi stanno combattendo contro un nemico invisibile, dottoresse, infermiere, le signore delle pulizie, le donne delle forze dell'ordine e quelle della protezione civile, per liberare il nostro paese da un'emergenza invisibile ma pericolosa. E penso anche a tutte quelle che stanno perdendo o hanno perso il loro lavoro, perché erano già precarie, perché il mercato del lavoro non valorizza e non aiuta le donne. E allora, se già le costituenti sapevano che quella Carta Costituzionale era un punto di partenza e non certo di arrivo, facciamo, dopo questa emergenza, dei passi avanti finalmente in direzione di una parità tra uomini e donne, di cui c'è tanto bisogno per attuare i principi e i valori della nostra Carta Costituzionale. In questa giornata in cui si commemora la liberazione dopo una guerra lunga 5 anni, oggi ci troviamo a combattere una guerra ancora peggiore perché non conosciamo il nemico e non abbiamo ancora le armi per sconfiggerlo, ma soprattutto non sembra ancora maturata la consapevolezza che solamente uniti, senza dispute di parte, senza faziosità ed egoismi, potremo raggiungere una nuova liberazione da questo nuovo nemico che ci attanaglia. Un 25 aprile, festa della liberazione, inedito, diverso, doloroso, pensando soprattutto alle migliaia di morti e al modo disumano
soprattutto per tanti anziani, modo disumano di morire, e a tanta sofferenza, e insieme alla dedizione e all'impegno ammirevoli di tante persone. Ricordo che padre Balducci, ricordando i suoi compagni di scuola uccisi dai nazisti perché difendevano le miniere, ha affermato fra l'altro che loro hanno pagato con la vita la fedeltà al vero, ponendo poi l'interrogativo a noi di che cosa stiamo facendo. La fedeltà ad operare, a fare il vero, la verità, è contenuta nella nostra Costituzione. La situazione terribile in cui stiamo vivendo è una dolorosa verifica delle grandi questioni per cui impegnarci con fedeltà e continuità. La dignità di ogni persona, la giustizia, la libertà, la pace, la democrazia, la salute, il lavoro, la scuola, e questo qui nelle nostre comunità locali senza mai chiudersi in forme di localismo e nella interdipendenza planetaria. Anche questa dolorosa situazione ci dice che l'umanità ha un unico destino di vita o di morte, che non è accettabile l'ingiustizia strutturale di questo mondo, non lo sono la costruzione e la vendita delle armi, la guerra che produce solo morte e distruzione, che l'accoglienza è un dovere etico ed è un dettato costituzionale, che la cura della casa comune e dell'ambiente è indispensabile. Un 25 aprile più che mai per ribadire l'impegno a essere fedeli alla Costituzione e ad operare ogni giorno per attuarla. Che cos'è per me il 25 aprile? Beh, il 25 aprile è la festa dei diritti, è la nascita dei diritti. E poi a Udine il 25 aprile in realtà coincide col 1° maggio, la festa del lavoro. Quindi per me una doppia celebrazione. E proprio oggi, alla luce di questa emergenza epidemiologica, ci siamo resi conto di quanto sono importanti i diritti che diamo per scontati. Il diritto alla libera circolazione, il diritto alla riservatezza, il diritto al lavoro. E abbiamo visto che possono essere compressi molto facilmente, in modo anche discutibile, tramite un atto del governo, nemmeno passando per il Parlamento. Quindi questo è un momento per pensare, per riflettere, per ricordare il passato, ma per guardare al futuro. Buon 25 aprile. Buona giornata. Mi emoziona commemorare il 25 aprile la liberazione dell'Italia dal giogo nazifascista. E la premessa che è stata inserita per una democrazia moderna, con una Costituzione esemplare e dall'ampio respiro. Non viviamo momenti felici, però io sono sicuro che se ognuno di noi fa il suo dovere fino in fondo, come allora, le cose miglioreranno e i problemi verranno risolti. Per aspera ad astra, ad maiora. Quest'anno in una modalità sicuramente diversa dagli scorsi anni, che ci ha visto aderire e partecipare numerosissimi, come ogni 25 di aprile, riempendo la Piazza Libertà a Udine. Una giornata nella quale non si commemora semplicemente una fase storica, si recuperano i valori, si recuperano il significato che quella battaglia, la battaglia della Resistenza, ha avuto sì per l'Italia, ma per l'intera Europa. Partigiani e partigiane che hanno intrapreso un lungo percorso, una battaglia, che hanno sacrificato la loro vita per liberare l'Italia dalla morsa del fascismo e del nazismo. Anche in una fase complicata, difficile, di emergenza che stringe il nostro paese, l'ANPI ha voluto, e lo ringrazio per questo, non far passare questa giornata senza che ci siano dei pensieri, delle parole nelle quali recuperare i valori, nelle quali recuperare il significato di questa giornata. Significato, valori, presupposti
che devono sicuramente accompagnarci anche in questo momento difficile. L'insegnamento dei partigiani sarebbe stato quello: non si arretra, non si molla mai di fronte alla possibilità di far crescere e far uscire l'Italia, e con l'Italia l'Europa, da una morsa così complicata. Viva i partigiani, viva la democrazia, e teniamo alto questi valori, soprattutto in questa fase importante e difficile per il Paese. A chi esita? Dici, per noi va male, il buio cresce, le forze scemano, e dopo che si è lavorato tanti anni noi siamo ora in una condizione più difficile di quando si era cominciato, e il nemico ci sta innanzi più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le forze, ha preso un'apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo. Siamo sempre di meno. Le nostre parole d'ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato ora, falso, di quello che abbiamo detto? Qualcosa o tutto? Su chi contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti respinti via dalla corrente? Resteremo indietro senza comprendere più nessuno o da nessuno compresi? O dobbiamo sperare soltanto in un colpo di fortuna? Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta, oltre la tua. Ecco, io credo che la resistenza sia questo, quello che Bertolt Brecht riassume con queste parole. Farsi le domande giuste e tentare di non disperare. Resistere a livello individuale, impegnarsi a cambiare le cose e condividere un senso di liberazione collettiva. Cambiamo gli schemi, all'insegna dei valori però che hanno caratterizzato chi la resistenza l'ha fatta davvero. Buona festa della liberazione a tutti. Buona festa della liberazione a tutti voi, soprattutto in quest'anno che ci ha fatto sentire così da vicino la fragilità e i rischi della nostra arrogante società che si era illusa di aver raggiunto la fine della storia, tanto si credeva invincibile. Ma un primo pensiero commosso va a coloro che ci hanno lasciati e che continuano a lasciarci e ai loro cari. E un altro pensiero riconoscente va ai lavoratori della sanità, infermieri, medici, operatori e tutti quelli che in prima linea affrontano quotidianamente il rischio del contagio per alleviarne gli effetti sugli altri. Immediatamente dopo però giunge chiaro per la sua prorompente attualità il messaggio della resistenza, alla cui forza positiva molti si sono appellati nei momenti più difficili di questi mesi. L'attualità della resistenza deriva proprio dall'esempio che ci offre di come si possa uscire da un'immane tragedia non per ritornare nel mondo come era prima, ma per andare verso un mondo migliore, più giusto, più solidale, più rispettoso degli altri e anche del pianeta stesso. L'unico modo per dare un senso a tutte queste sofferenze e non ritornare al modello precedente, le cui logiche finanziarie ed egoistiche hanno indebolito la sanità pubblica, privilegiando la sanità di prestazione e che hanno trascurato la prevenzione e la cronicità. I diritti sanciti dalla Costituzione, poi la libertà, il lavoro, la scuola, le elezioni, che sono stati tristemente sospesi, dovranno essere restituiti in modo ancora più forte nel prossimo futuro. Altrimenti, ancora una volta, come accadeva in passato, le conseguenze indirette delle epidemie colpiranno gli ultimi più di quanto abbia fatto la malattia stessa. Oggi, in questo momento nel quale siamo stati ributtati brutalmente nella storia, celebriamo dunque la storia eroica della Resistenza, che ne è una pagina esemplare. Buon 25 aprile. Al di là dei significati che la storiografia ha ormai definito, diventa importante richiamare il 25 aprile come dimostrazione della nostra capacità di affrontare, con forze proprie, liberazione e ricostruzione di un'Italia allora ridotta in macerie. Il momento che oggi attraversiamo è altrettanto drammatico, anche se la riflessione sulle condizioni sociali del Paese non trova interpreti capaci di illustrarle e di avviare una correzione di rotta. L'immagine di ricchezza e stabilità di cui andiamo spesso fieri dimostra passo passo la sua fragilità. Crollo demografico, preoccupante incremento dell'emigrazione intellettuale, insofferenza verso modesti flussi di immigrati sospinti da guerra e fame,
disinteresse per i mutamenti climatici non possono che aggravare l'incapacità di dirigere l'economia, di pensare il lavoro come valore sociale. L'attuale epidemia è un drammatico avvertimento. Di fronte alla concreta possibilità di dover presto contare centinaia di migliaia di disoccupati, è necessaria una nuova insurrezione. È necessario riprogettare il futuro impegnando noi stessi come il 25 aprile ci ha concretamente insegnato a fare. Il 25 aprile del 1945 è una di quelle date in cui la storia ha cambiato verso. L'anniversario della liberazione ha in sé un significato che va oltre la memoria e che ci obbliga a fare i conti con le contraddizioni del nostro tempo. E allora la situazione di crisi che stiamo vivendo, che non è solo sanitaria, ma è anche ambientale, economica e sociale, ci offre la straordinaria opportunità di scrivere una nuova pagina di storia. Credo però che dentro questa pagina ci debbano essere alcune parole fondamentali. La prima è sostenibilità, la consapevolezza che è necessario cambiare il modello di sviluppo, andare verso una transizione ecologica, verso la tutela della biodiversità, del paesaggio, dei beni comuni, verso una più equa distribuzione delle risorse e della ricchezza. La seconda parola è Europa. Vecchi e nuovi nazionalismi oggi la stanno mettendo in discussione in modo sempre più forte. Io credo invece sia indispensabile lavorare uniti per un'Europa più coesa, più solidale, più inclusiva, più rispettosa delle diversità che la compongono. La terza parola è comunità. C'è il rischio che si vada verso una società sempre più individualizzata. Invece è importante mantenere le relazioni, mantenere il senso di appartenenza ai luoghi che abitiamo, mantenere gli spazi di confronto e di democrazia. Io credo che questo sia fondamentale per rimanere davvero umani. E allora buon 25 di aprile a tutte e a tutti. Buongiorno a tutti, l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione celebra quest'anno il 25 aprile con 10 video, non potendo esserci incontri pubblici, realizzati da 10 studiosi sugli argomenti della liberazione e della resistenza. Sono interventi da 10-15 minuti che potrete trovare sul canale YouTube dell'Istituto e anche su Facebook. Si tratta di attività svolta dagli studiosi che collaborano normalmente con l'Istituto e segnano la volontà da sempre, nei 50 anni dell'Istituto, quest'anno compie per mezzo secolo, che è stata sempre quella di affrontare con rigore degli storici gli avvenimenti dell'Italia del Novecento, con particolare riferimento a tutti i movimenti di liberazione, e che consentono di avere finora, in questo momento, un numero molto alto di collaborazioni che si rivolge alle nuove generazioni di studiosi e che quindi continueranno nel futuro ad avere questa possibilità di approccio rigoroso scientifico. Io consiglio a tutti di vedere questi contributi, di dare il senso di una partecipazione che si chiama appunto un percorso da casa a casa e che è il modo migliore, data la tale pandemia, per poter essere presenti nello spirito della resistenza e del 25 aprile. Buon 25 aprile a tutti. Sono Roberto Pinton, rettore dell'Università degli Studi di Udine. Quel che so della guerra me l'hanno raccontato, l'ho visto in TV o l'ho letto sui libri. Quel che so della pace è che l'ho vissuta da quando sono nato. Quel che so della libertà è che me l'hanno donata, avvolta nella democrazia. Quel che so me l'hanno insegnato, ma soprattutto ho avuto la libertà di apprenderlo. Sviluppare la conoscenza ci permette di allargare i nostri orizzonti, di comprendere il mondo in cui viviamo e le creature che lo popolano. È grazie alla conoscenza che sviluppiamo il nostro senso critico e acquisiamo la consapevolezza delle nostre scelte e delle nostre decisioni. Attraverso di essa possiamo essere in grado, se lo vogliamo, di riconoscere i nostri errori e migliorare noi stessi e gli altri. La conoscenza rende liberi e come la libertà è un bene prezioso che va preservato e tramandato nei principi e nella sostanza, perché diventi patrimonio delle generazioni future e di queste nutra la voglia di accrescerla. La conoscenza deve appartenere a tutti e condividerla ci rende parte di una comunità responsabile che sa affrontare e superare i momenti difficili. Una società libera di imparare, di conoscere, libera di condividere i propri valori è una società capace di costruire il proprio futuro. In questa giornata, che rievoca un momento storico importante
che tanto valore assume per l'affermazione dei principi di libertà, non posso che esprimere una grande fiducia nella nostra comunità e rivolgerle un appassionato augurio, perché possa, forte di tutte le esperienze che ha vissuto, compresa quella che si trova ad affrontare ora, dimostrare ancora una volta di saper realizzare con concretezza e determinazione il proprio futuro. Buongiorno a tutti. Riferirsi a quelli che sono i significati e i valori del 25 aprile assume in questi momenti un significato del tutto particolare. Infatti siamo impegnati in una lotta inattesa e molto molto dura contro un virus che viene da lontano e che ancora non abbiamo imparato a conoscere e a combattere nei dovuti modi. Comunque il 25 aprile quest'anno, pur celebrato in maniera inconsueta, senza la possibilità di stare l'uno accanto all'altro, deve diventare momento di condivisione e di convinzione che anche in futuro dovremo assumere comportamenti più consoni a quelle che sono le necessità che incombono globalmente sul mondo in cui viviamo. Non soltanto la lotta contro il virus, ma anche la lotta contro il riscaldamento atmosferico, la lotta contro la diseguaglianza socio-economica che ci affligge, la lotta per eliminare il cancro anche dei senza tetto. Buon 25 aprile a tutti. Quest'anno il 25 aprile sarà davvero inconsueto. Non ci saranno feste, non ci saranno cortei, non ci saranno comizi. Sarà comunque un 25 aprile davvero tanto, tanto importante. Dedico questa data ai lavoratori, a tutti i lavoratori, a quelli che hanno continuato a lavorare, a quelli che sono costretti a casa, a quelli che il lavoro l'hanno perso, a quelli che lo cercano e non riescono a trovarlo. E dedico questo 25 aprile alla generazione della memoria, a quelli che la guerra l'avevano fatta, ne portavano ancora le cicatrici, che l'Italia l'hanno liberata, quelli che abbiamo perso in questi giorni così difficili. Penso al presidente Mattarella, che ogni volta che ci ricorda l'importanza del 25 aprile ci ricorda anche che l'Italia in quella data è stata liberata ed è tornata alla libertà e alla democrazia. E quindi torniamo alla libertà e alla democrazia. Buon 25 aprile a tutti. Viva l'Italia, viva la Resistenza, viva il 25 aprile. Buon 25 aprile e buona festa della liberazione a tutti. Anche da casa ovviamente, ma nel mio caso dalla zona libera del Friuli Orientale, io credo che mai come quest'anno noi dobbiamo mantenere alto non solo il ricordo ma anche l'insegnamento del 25 aprile della festa di liberazione. Quei giovani ci hanno insegnato che anche a discapito della propria vita hanno messo da parte le aspettative individuali per un bene collettivo più alto e per la capacità di tratteggiare e sognare un futuro per tutti noi. Certo ebbero l'aiuto degli alleati, ebbero l'aiuto di paesi che combattevano il giogo nazifascista che aveva regalato anche la nostra regione già ai cosacchi e ai tedeschi, chiamandola Adriatische Kunstlerland. Ma al di là del ricordo delle battaglie, delle vittorie e della gioia della liberazione, dobbiamo ricordare anche quell'esempio, soprattutto in un momento difficile come questo. Questo paese all'epoca fu trascinato dentro un buco nero anche grazie alla sua apatia e alla sua inedia. Le folle urlanti sotto i balconi di un folle che promulgava le leggi razziali noi non possiamo dimenticarle. Allora invece dobbiamo ricordare l'esempio, forse di pochi di una minoranza allora, che capirono che era in gioco il futuro del paese e che si misero a disposizione di tutti, anche a rischio della propria vita. Quell'esempio mai come in questi contesti e in un momento come quello che stiamo vivendo è fulgido e ci riempie il cuore non solo di orgoglio ma anche di speranza. Quei giovani, chi ha combattuto nella lotta di liberazione ha ancora tantissimo da darci e da insegnarci. Buon 25 aprile e buona festa della liberazione a tutti. Buon 25 aprile a tutte e tutti voi. Quest'anno portarvi gli auguri dell'Arci di Udine e Pordenone non è cosa facile. Siamo abituati a farlo di persona, alla manifestazione che ogni anno riempie le vie di Udine o ancora Resistenza in festa. Quest'anno dobbiamo necessariamente farlo altrimenti, perché ancora siamo immersi in questo momento che mai nella storia repubblicana si è rappresentato prima. Dobbiamo prendere atto quindi di un presente che è punto di rottura tra il passato e il futuro, così come è stato per la guerra che per 6 lunghi anni ha dilaniato il nostro paese e il mondo intero tra il 39 e il 45.
Da quella crisi è nata la Repubblica, la Costituzione e, guardando oltre i nostri confini, l'Europa. Oggi come allora serve coraggio, perché ripartire non sarà facile in un periodo che si preannuncia di regressione economica e di profondo disagio. Come sappiamo, la crisi pandemica è causata da numerosi fattori su livelli diversi, dalle origini legate allo sfruttamento delle risorse naturali oltre misura, che hanno facilitato il salto di specie di questo virus, fino a un sistema sanitario che è vittima in primis di corruzione, malaffare e meccanismi di depauperazione del pubblico a favore dell'interesse privato. Questa è quindi l'occasione di prendere una nuova coscienza e consapevolezza, di ritrovare la volontà per battersi per un mondo migliore, per un sistema economico più giusto a servizio del benessere collettivo e non per la ricchezza di pochi, per una vita dell'uomo sulla Terra più rispettosa e sostenibile che punti al benessere reale e alla felicità degli esseri umani, in concerto con il nostro habitat, il pianeta. Auguro quindi a tutte e a tutti noi di rivederci al più presto nei luoghi naturali del nostro agire ed essere protagonisti di questo nuovo paradigma di giustizia ambientale e sociale senza le quali, come diceva Pertini, la libertà non è altro che una fragile conquista che si risolve per molti con la libertà di morire di fame. Viva il 25 aprile, ora è sempre Resistenza. Il 25 aprile per me è innanzitutto una festa e poi è una autoconvocazione in cui le persone si chiamano a raccolta per ricordare una memoria, per celebrare una memoria, ricordare che cosa è stato, ma non in sé, ma inserito in un contesto storico, che cosa c'è stato prima e ha dato origine alla Resistenza e che cosa dalla Resistenza ha avuto origine. E poi si ritrovano anche per ricordarsi che il lavoro non è ancora finito, che il mondo che i nostri padri, i nostri nonni, i partigiani volevano costruire ancora non c'è. Un mondo fondato sulla giustizia, sull'uguaglianza sociale, sui diritti per tutti, sul rispetto, sulla dignità, fondato sulla cultura del lavoro. Ancora tutto questo nel mondo di oggi non c'è, non esiste, e allora c'è ancora del lavoro da fare e lo dobbiamo fare. Un mondo che abbia il buon senso, il bene comune anteposto all'interesse personale, un mondo dove regni la dignità e la gentilezza, perché no? Sì, è vero, i nostri partigiani hanno sparato, hanno ucciso, ma, come diceva Bertolt Brecht, noi che volevamo preparare il terreno per la gentilezza, noi non potevamo essere gentili. E allora c'è ancora del lavoro da fare e le persone si ritrovano in piazza il 25 aprile per ricordarlo ai potenti e ai signori della terra. Ed è bene che ce lo ricordiamo sempre. Ora e sempre Resistenza. 25 aprile, sono passati 75 anni da quando il nostro paese ha riscoperto la democrazia, la libertà individuale. E il Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia commemora questa data ricordando coloro che hanno messo passione, vita, sangue per ottenere questi che sono risultati che oggi noi immaginiamo scontati. E devo dire che in questi giorni di emergenza sanitaria riscopriamo ancora di più il valore della convivenza civile, dello stare insieme proprio perché ne siamo privati. E allora a quegli uomini, a quelle donne va il ringraziamento di questa splendida comunità regionale che anche in questo grave momento sta dando una grande prova di se stessa. Il 25 aprile 1945 in Friuli non fu ancora un giorno di liberazione. Le forze di occupazione tedesche erano ancora massicciamente presenti nel nord Italia e particolarmente nella nostra regione, dove la loro ritirata nei giorni successivi si macchiò di ulteriori nuovi crimini commessi contro i civili, a Feletto, a Ovaro, ad Avasinis, senza contare i partigiani detenuti che spesso vennero eliminati prima di abbandonare i presidi. Solo il 1 maggio Udine fu liberata e la bandiera tricolore issata sul castello. Finiva un conflitto nel quale, nella nostra regione, avevano perso la vita per la libertà e la democrazia oltre 4.500 partigiani.
Il 25 aprile venne istituito l'anniversario della liberazione d'Italia, ma più che un anniversario, il 25 aprile, che festeggiamo ogni anno, è una promessa di libertà, di democrazia, una promessa mai più fascismi.